Ave Maria si sentono più sereni, più contenti. È un effetto di questa fede che Maria, la nostra mamma del cielo, ci sta ascoltando. Noi non vediamo niente, ci stanchiamo. Io ricordo quando ero bambino che andavo in chiesa alla sera, il mese di maggio, non vedevamo l'ora, perché dopo si andava a giocare a nascondiglio, eccetera. Però il rosario lo dicevo da bambino come sapevo dirlo quella volta. Dopo sono cresciuto, l'ho detto da grande, e adesso che sono anche sacerdote lo dico in una maniera tanto più bella, perché ho visitato tanti santuari, tanti posti dove Maria è apparsa. E allora, immaginando che è lì presente, sapendo che ci ascolta, non prego per me, ma per tutti, per cui sento ogni giorno la gioia di dire questo rosario, ma il mese di maggio è per tanti, per unirsi nelle famiglie, per sentirsi vicini. E questo ripetere le Ave Marie può stancare, ma è sempre un momento di gioia in cui diamo un piccolo atto di amore a Maria e con Maria a tutta la famiglia, a tutto il mondo. E quindi noi seminiamo le Ave Marie. Io dico, cosa fai in chiesa qualche volta? Cammino su e giù per la chiesa e semino le Ave Marie. È un modo di dire seminare, ma entreranno nel cuore di tanti. E questo mi dà coraggio e gioia di andare avanti. E poi c'è l'abitudine di dire le 3 Ave Maria alla sera. A 8 anni mi hanno detto di dire le 3 Ave Maria alla sera. Non ho mai smesso. E ho sentito sempre una presenza della Madonna che mi benedice. Ecco, quelle 3 Ave Maria si possono dire ai piedi del letto prima di addormentarsi e dà un bel segno, perché l'Ave Maria, e finisco per dirvi questo, è un bel saluto che, pensandoci bene, l'angelo non ha detto a Maria Shalom, la pace, ha detto Chaire Maria, una parola difficile che dice rallegrati Maria, sta contenta perché sei piena di grazia, il Signore è con te. E noi ripetiamo questo saluto a Maria, che poi dicendo prega per noi, che abbiamo bisogno di aiuto, dei compiti, per noi peccatori che abbiamo tante cose, che facciamo i capricci, che ci aiuti adesso in questo momento mentre preghiamo, e poi nell'ora della nostra morte, che poi può essere chiamato anche nell'ora del nostro incontro, perché la morte non esiste, ma la morte è l'incontro con Maria che ci abbraccia dopo averla chiamata tante volte qui sulla terra e seminato tante Ave Marie, che sono tante rose messe insieme che formano il rosario. Buon mese di maggio a chi può provare, provi e vedrà che troverà pace e gioia. Amen.
La fede induce alla serenità nella convinzione che non siamo soli in questa valle di lacrime, ma lo Spirito alberga in noi e ci segue in qualsiasi momento, anche quando camminiamo su sentieri opposti al suo. Nella fede siamo convinti che tutto ciò che succede non è un semplice caso, ma che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. La speranza arreca gioia, perché ci dona una motivazione profonda di vita. Noi siamo destinati ad una pienezza grazie alla risurrezione di Gesù Cristo, perché anche noi risorgeremo per la vita eterna. Tutti i nostri sforzi, le nostre cadute, i nostri dolori non sono inutili. Essi formeranno il vestito del nostro corpo spirituale, perché trasfigurato in uno splendore che per ora non riusciamo ad immaginare. La carità dona sapore alla nostra vita, perché amando noi ci conformiamo gradualmente all'amato, diventiamo noi stessi amore. Nell'amore troviamo tutto perché esso fa risplendere la verità, l'unità, la bellezza e tutto ciò che arreca pace e gioia. Noi siamo fatti per Dio ed il nostro cuore è inquieto finché non ritorna in Lui. Nel 1945 la città di Trieste fu minacciata dall'esercito nemico di completa distruzione. Il vescovo di Trieste Capodistria, Antonio Santin, fece ufficialmente questo voto: se con la protezione della Madonna Trieste sarà salva, farò ogni sforzo perché sia eretta una chiesa in suo onore. Nel 1958 il Papa Pio XII invitava i vescovi italiani a consacrare l'Italia al cuore immacolato di Maria. L'invito si realizza facendo passare la statua della Madonna di Fatima per tutti i capoluoghi di provincia italiani. Il pellegrinaggio iniziò in Sicilia e si concluse a Trieste. In questa occasione il cardinale di Bologna fece questa proposta. E avremo la pace, regna con la notte mai più scenderà, regna con noi, non ci lascerà per le vie ti porteremo i nostri fratelli, ti porteremo l'onore. Ecco, questo canto ci introduce anche
liturgia di questa terza domenica pasquale, il Vangelo di due discepoli di Emmaus che hanno detto a Gesù: resta con noi, si fa sera, accetta la nostra ospitalità. È quello che dovremo sempre dire anche noi al Signore Gesù, ma gli vogliamo chiedere perdono in questo momento per tutte le volte che invece ce ne dimentichiamo o che addirittura lo rifiutiamo. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni, per mia colpa. E supplico la Beata sempre Vergine, gli angeli santi e voi sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, che uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria in me. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù, Signore Dio, Dio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo santo, tu solo Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria. Preghiamo. Esulti sempre il tuo popolo, Padre, per la rinnovata giovinezza dello Spirito. E a voce alta parlò così: uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio. Voi per mano di pagani l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me, Egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo
e ne parlò. Questi non fu abbandonato nell'inferi, né la sua carne subì la corruzione. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso come voi stessi potete vedere e udire. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Nostro Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue è la mia vita. Il sentiero della vita. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Il sentiero della vita. Per tu gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Il corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Nostra Signore, il sentiero della vita. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se chiamate Padre colui che crede, giudica ciascuno secondo le proprie opere. Dio nel tempo in cui vivete qua giù, come stranieri. Voi sapete che non a prezzo di cose effimere come argento e oro, dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi, e voi per opera sua credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che e la vostra speranza siano rivolte a Dio. Parola di Dio. Signore Gesù, facci comprendere le Scritture. Arde il nostro cuore mentre ci parli. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, 2 dei discepoli di Gesù erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscere. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi l'uno? Si fermarono col volto triste.
riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta di opere e parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi di sacerdoti e le nostre autorità hanno segnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, si sono recate alla tomba e non avendo trovato il suo corpo, non hanno trovato il loro corpo. Sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni di nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro, stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferisce. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Stettero, resta con me, perché si fa sera e il giorno non è molto. Egli entrò a rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione e lo spezzò. Allora si aprirono e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro, non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti con loro, i quali dicevano, davvero il Signore è risorto ed è apparso sicuro. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spettare il pane. Parola del Questo Vangelo che ho appena proclamato, questa terza domenica di Pasqua, è certamente tra i Vangeli più conosciuti e anche più belli, più suggestivi, che Gesù ha vissuto con i suoi apostoli, per renderli certi della sua risurrezione. L'avevano abbandonato, erano fuggiti per paura, si erano rinchiusi nel cenacolo. Alcuni, come questi 2 discepoli, ritornavano a casa loro, in questo caso Emmaus, per riprendere la vita come prima, come se niente fosse stato, come se non avessero vissuto quella bella esperienza di 3 anni con Gesù. Ecco, Gesù appare a loro come anche gli altri apostoli. Questo si sarà ricordato in questi 50 giorni del tempo pasquale fino al giorno della Pentecoste. Diverse volte Gesù appare appunto per convincere i suoi apostoli della sua risurrezione, perché senza pensare niente di nuovo non poteva nascere la Chiesa, e noi pure non ci saremmo oggi in questa Chiesa a vivere questa liturgia se Cristo non fosse morto e risorto. Ecco la prima cosa da dirsi, l'incontro
che appunto abbiamo ascoltato dal Vangelo di Luca è uno dei tanti incontri che Gesù ha vissuto con i suoi e che vuol vivere anche con noi oggi attraverso la liturgia, attraverso l'ascolto appunto della sua parola, per renderci sempre più convinti della sua risurrezione come fondamento della nostra fede cristiana. Ma dobbiamo aggiungere una seconda riflessione molto importante. Secondo gli esperti di teologia biblica, ecco, questo racconto è anche l'insegnamento della Chiesa Apostolica ai loro concittadini, ma anche a quanti sarebbero venuti nella storia, quindi anche a ciascuno di noi, per dirci il senso della nostra fede, il senso della nostra vita cristiana. Cioè, quando uno può dire di avere la fede, quando può dirsi cristiano, anche se non in maniera perfetta, ma almeno un desiderio come cammino di miglioramento, di perfezione, ecco, quando si incontra con Cristo. Se non c'è l'incontro con Cristo non c'è fede, non c'è vita cristiana. Per noi, nei nostri giorni, questo avviene il primo incontro con il Santo Battesimo, ma essendo amministrato per la gran parte ai bambini piccoli, quindi un incontro inavvertito, ma poi col crescere dell'età, frequentando il catechismo, ecco la possibilità di maturare questa conoscenza di Cristo. Ecco, senza questo incontro con Cristo non c'è vita cristiana. Ecco, attraverso questo episodio la Chiesa l'ha voluto, la Chiesa Apostolica, quindi degli Apostoli, ha voluto farlo presente fin da subito a quanti avrebbero aderito alla fede cristiana. E lo dimostra attraverso il racconto stesso. Ecco, ai due che si meravigliano sconosciute di qualche giorno prima, cioè della morte di Gesù, li rimprovera: ma conoscete le scritture? Non avete mai letto ciò che i profeti avevano descritto? Quando il Messia sarebbe arrivato, che sarebbe stato condannato, che sarebbe stato ucciso, che sarebbe stato appeso sulla croce. Ecco, allora, il primo incontro, la conoscenza di Gesù, attraverso la parola che Lui ci ha lasciato, attraverso la Sacra Scrittura. Un incontro che poi sfocia nella Eucaristia, in quello spezzare il pane, così come è avvenuto per i due discepoli ad Emmaus, in quella locanda. Dopo aver passato qualche ora, un'ora, due, più o meno, con Gesù, che ha fatto loro da catechista, insegnando loro tutte le scritture che lo riguardavano. E quello è stato il primo incontro con Gesù, che poi appunto diventa incontro dell'Eucaristia, come Gesù aveva fatto qualche giorno prima, giovedì santo del cenacolo, prendendo quel pane, spezzandolo e donandolo. Ecco, erano presenti, non lo sappiamo, ma certamente lo parlavi, lo riconobbero subito. Quel sconosciuto si rivela come Gesù. Ecco il grande insegnamento che la Chiesa ha voluto dare fin dall'inizio. La vita cristiana, la vita di un credente ha senso quando c'è l'incontro con Cristo, che non è immediato, che non è un Everest al subito, che è un cammino, tutta la vita
è un cammino di conoscenza di Cristo attraverso l'ascolto della sua parola, attraverso la frequenza, ecco, al sacramento dell'Eucaristia, alla Santa Messa domenicale. Che il Signore ci conceda di camminare con Lui, di conoscerlo sempre più, meditando la sua parola, che ci viene comunicata ogni domenica attraverso le letture del Santo Vangelo, e per chi può, per chi desidera, incontro poi con l'Eucaristia. Allora sì che la nostra fede prende colore, prende forza, ci dà coraggio, ci fa sentire questa presenza, soprattutto anche nei momenti di chi ha detto io ho vinto il mondo. Chiediamo oggi in questa messa al Signore questa nostra fede in Lui, il vivente. Credo in un solo Dio, Padre, Creatore di tutte le cose, dice. Dio nato dal Padre. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, creato dalla vita del Padre, per noi uomini, per la nostra salvezza, possibile del cielo. Per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine, si è fatto uomo, fu pure crocifisso per noi sotto Ponzio. Morì, fu sepolto. Terzo giorno è risuscitato secondo la scrittura, è salito al cielo, siede alla destra, e di nuovo è il suo regno non avrà fine. Crede nello Spirito Santo che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e come il Padre al Figlio, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica, professo un solo battesimo. Fratelli e sorelle, dopo aver ascoltato la parola del Signore, eleviamo a Lui le nostre preghiere dicendo assieme: ascoltaci, Signore. Che proclama la presenza del risorto nella parola ascoltata, nel pane spezzato, nella carità condivisa. Noi ti preghiamo. Per i responsabili degli Stati, chiamati ad affrontare con responsabilità e solidarietà l'accoglienza di profughi e stranieri, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per l'Università Cattolica del Sacro Cuore, per tutti i suoi docenti e studenti che con libertà e onestà intellettuale ricercano la sapienza del vero, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti coloro che, tra dubbi e esitazioni, continuano a interrogarsi e ricercare il significato della Pasqua di Gesù, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti noi che, celebrando questa Eucaristia, siamo chiamati a testimoniare Cristo dai morti, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore, che hai ascoltato queste nostre preghiere, ti chiediamo di esaudirle. Tu che vivi con il Padre nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nella pagina 18, a te, Signore, leviamo il cuore. A te, Signore, benedetto sei. Abbiamo ricevuto.
Padre Onnipotente, voi, Signore, i doni della tua Chiesa in festa, e poiché ne hai dato il motivo di tanta gioia, non alleanza il frutto di una perenne letizia per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i vostri cuori. E rendiamo grazie, Signore nostro Dio. È veramente cosa buona tutta la nostra vita di salvezza proclamare sempre la tua gloria, Signore, soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo nostra Pasqua si è immolato. Egli continua ad offrirsi per noi ed intercede come nostro avvocato, sacrificato sulla croce di rumore, con i segni della passione vive. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e con l'assemblea degli angeli santi canta l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore Dio. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spiegò ai discepoli e disse: prendete, mangiate di tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevete. Questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti i peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. La tua morte, Signore, e la tua vita. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane del calice e ti rendiamo grazie per averci sentito la tua presenza apostolo, il servizio sacerdotale. Ti preghiamo, vivente, per la comunione al corpo di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisce in un solo corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore di uno con il suo Padre Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, alle diaconale. Ricordati i nostri fratelli e sorelle addormentati alla risurrezione, anche di Don Vito, di Basile e Alina e di tutti i defunti. Permettimi a godere tutti la luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia, dolci, di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, i nostri santi patroni, San Giovanni Battista, Santa Lucia,
Sant'Andrea Apostolo, San Silvestro Papa, San Luigi Scrosoppi, tutti i santi, che ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, dobbiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi benigno la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dite ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, e la pace del Signore sia sempre con voi. E nel nome della Santissima Trinità auguriamoci pace, bene e salute. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio che toglie i peccati, dona a noi la pace. Beati noi che siamo abitati, Signore, con l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, di partecipare alla tua vita, ma di soltanto una parola di Dio. Alla pagina 33, Cristo risusciti. Cristo del regno umano, Cristo sovrano, Cristo si celebra.
discepoli riconobbero Gesù, il Signore, nello spezzare il pane. Alleluia. Preghiamo. Guarda con bontà, Signore, il tuo popolo, che hai rinnovato con i sacramenti pasquali, e guidalo alla gloria incorrupibile della risurrezione. Per Cristo, Signore, sia con voi. O Vergine Santa, tu apparisti la piccola Teresa d'Urso, in un anno che ha conosciuto un terribile morbo, il colera, che ha ucciso milioni di figli tuoi in tutta l'Europa. Anche gli abitanti del piccolo paese di Porcios hanno pianto la morte di alcuni loro parenti, amici, compaesani, invocando la tua materna intercessione. Tu li hai ascoltati, liberandoli da quel terribile male, ed essi riconoscenti ti hanno invocata Madre amorevole. Come segno delle loro perenne grazie, ti ha annunziato una tua dolce immagine, chiamandoti Salus Infirmore, salute dell'inferno. Anche noi, guardando il dolce tuo volto e quello del tuo amatissimo Figlio, nostro Signore, ti chiediamo con fiducia per liberaci dai tanti mali morali e spirituali che insidiano la nostra fede in Dio, ma proteggici anche dai tanti mali fisici, dalle tante malattie che minacciano la nostra vita e quella dei nostri familiari e delle nostre comunità. Donaci la tua filiale confidenza al volere del Padre, sì da poter dire sempre come te, si compie in noi, Signore, la tua santa volontà. Sia. Per i meriti e l'intercessione della Madonna della Salute, di San Giuseppe suo sposo, ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Alleluia, alleluia. Una croce e tu connetti, una vita che tu ma la messa del cantare con
Era circa il mezzogiorno dell'8 settembre del 1855. Teresa Dus, una giovinetta di Porzus, tornava come al solito a casa con la sua mucca. Teresa pensava che la sua mucca non fosse abbastanza sazia e decise di prendere la gerla ed il falcetto per tagliare un po' d'erba. Mentre era sul prato, situato fuori del paese, udì una voce che le chiedeva che cosa facesse lì. Vide una signora e le rispose che stava tagliando un po' d'erba per la mucca. La signora le fece notare che quel giorno era festivo e che Dio ha proibito di lavorare nei giorni di festa, pertanto era un peccato. Poi le chiese il falcetto e l'aiutò. La esortò poi di raccomandare alla popolazione di pregare e di fare una processione partendo da Attimis e Forame verso la chiesa di Porzus. Aggiunse di raccomandare a tutti di non lavorare, di non profanare le feste in nessun modo e che si smetta di bestemmiare, perché il suo buon Gesù con il Padre Eterno è molto sdegnato per questo. Le disse che la sua preghiera ha molto valore di fronte all'immensa misericordia di Dio, ed è per questo che il mondo continuava ad esistere. Se un buon cristiano pregherà e si accorderà con lei, aggiunse, la sua misericordia non avrà termine, ma aumenterà sempre di più. Teresa le domandò chi fosse e la signora le rispose che per ora non aveva tempo di spiegarglielo, perché aveva ancora figli e figlie a casa, ma sarebbe tornata ancora entro breve tempo. Poi ritornò a raccomandarle di correre a casa gridando che non lavorino più la festa, altrimenti grandi malattie e il colera sarebbero ritornate se avessero continuato a comportarsi in quel modo. Ammonì che il male causerà persino la malattia delle mele, dell'uva, delle patate e di qualsiasi frutto. Ribadì inoltre di non bestemmiare perché è un gravissimo peccato che offende molto Dio. Teresa cominciò a recarsi verso casa mentre la signora si diresse dalla parte opposta. Dopo 10 metri la piccola Teresa si voltò indietro e gradualmente la vide sparire. Arrivò a casa e comunicò alla popolazione quello che aveva visto ed udito e che la signora sarebbe tornata presto, ma non sapeva dove. Molti però non credevano. Intanto il colera faceva molte vittime e la popolazione usava andare in chiesa a dire il rosario. Il 27 settembre, durante la recita del rosario serale, era presente anche la piccola Teresa. D'un tratto le appare la celeste signora che la invitava a salire verso il coro. Salì. Quando giunse, la Madonna prese la mano di Teresa, la quale vedeva tutta la chiesa illuminata come a giorno. Fecero il giro dell'altare sino alla porta della chiesa, mentre Teresa esclamava che la vedeva bene e che la stava tenendo per la mano. Nessuno però vedeva nulla. Giunti alla porta della chiesa, la Madonna la salutò dicendole addio e sparì. Ma la gente era ancora rimasta un po' incredula e voleva un segno. 3 giorni dopo, il 30 settembre, durante la recita del rosario, Teresa vide per la 3ª volta la Vergine Maria che le faceva cenno di salire sulla parte sinistra del coro. Le persone presenti la incitarono a salire e a farsi rilasciare un segno. Quando Teresa si trovò dietro all'altare, la celeste signora le impresse una croce bianca sulla mano destra. Uscita dalla chiesa, si diresse verso il borgo mentre la gente la seguiva e chiedeva dove fosse la Vergine. Ella rispondeva che era proprio lì, accanto a lei, e che poteva toccare le sue vesti. Ma la popolazione che stava pregando non la vedeva. Il padre, venuto a conoscenza dei fatti, vedendola, la chiamò. La Madonna, a pochi metri da casa sua, le raccomandò per la 3ª volta di dire a tutti che non bestemmiassero e che santificassero le feste non lavorando. Poi scomparve alla sua vista. Tutti, dopo quell'apparizione, poterono vedere la croce sulla mano e si misero a pregare e ringraziare la Madonna per quei fatti.
In seguito, dopo una breve permanenza a Cividale del Friuli, nel 1856 la piccola Teresa fu accolta nell'Istituto de Relite da poco fondato da padre Luigi Scrosoppi. Vi rimase per 4 anni. Poi uscì e tornò a Cividale nella casa del parroco Don Pietro Bernardis e continuò per 4 anni ad essere seguita dalla sua maestra. Desiderava farsi religiosa, ma era in difficoltà perché non sapeva né leggere né scrivere. Probabilmente durante un pellegrinaggio a Castelmonte le apparve di nuovo la Celeste Signora, che le disse: va pure in convento e quando dovrai recitare l'ufficio lo saprai come le altre suore. E così fu. Nel 1864 fu ammessa tra le aspiranti della Congregazione delle Suore della Provvidenza. Nel 1868 abbracciò i voti solenni assumendo il nome di Suor Rosanna Maria. Fu mandata per un certo tempo a Cormons, a Orzano e ad Udine. Essendo malaticcia era di sorveglianza alle fanciulle durante la ricreazione. Per ordine di padre Luigi aveva sempre cura di tener ben coperta con la manica dell'abito la croce impressa sulla mano. Egli chiedeva alle suore umiltà e carità e la stessa Suor Maria Osanna non cedette mai alla curiosità delle ragazze con cui aveva a che fare. Suor Osanna passò gli ultimi mesi della sua vita a Udine nell'infermeria delle suore. Padre Luigi veniva spesso a confortarla. Spirò il 17 agosto del 1870. Tutta la popolazione locale di Porzus conservò e tramandò fedelmente il ricordo di tale evento prodigioso. La gente osservò che per vari anni nel prato della prima apparizione c'era uno spiazzo sempre fiorito. Nel 1855, con l'aiuto e il sacrificio di tutti, sorse una piccola e graziosa cappella che divenne punto di riferimento e di preghiera per tutta la popolazione. Qualche tempo fa vi avevamo parlato del fenomeno di Montichiari, iniziato con Pierina Gigli e divenuto nel tempo uno dei fenomeni mariani più interessanti di questi ultimi anni, tanto da far considerare la località Le Fontanelle come una sorta di Lourdes italiana. Ci riferiamo a questo piccolo capannone nella bassa bresciana dove ogni anno si riversano migliaia e migliaia di pellegrini, soprattutto non italiani. Vengono qui per immergere i propri piedi in questa sorta di piscina, la cui acqua sarebbe stata benedetta dalla Madonna stessa durante una delle tante apparizioni a Pierina Gigli.
Eccola, Pierina Gilli, una donna umile che voleva diventare suora e che finì invece per essere infermiera in un ospedale. Morirà santamente nel 1991. L'idea che io mi sono fatto a partire da quello che sto un po' comprendendo è che in ogni caso dobbiamo escludere ogni forma di psicopatologia. Siamo nella fase in cui non ci domandiamo più ma questo è frutto di una patologia oppure no. Siamo nella fase in cui ci domandiamo, non essendo frutto di una patologia, che valore dobbiamo attribuire a questa esperienza. Ecco, noi non abbiamo la pretesa di dire ora una parola definitiva e credo che non sta a noi farlo. Siamo in stretto rapporto con la Santa Sede, quindi verrà il momento in cui verosimilmente lo si farà insieme, noi lo auspichiamo. Quello che posso dire è che ci si sta muovendo in maniera molto seria nella direzione di un discernimento dell'esperienza spirituale di Pierina Gilli, che poi dovremo capire come qualificare in maniera, direi, più precisa. Pierina Gilli è una donna di Montichiari, nata nel 1911 da una famiglia di contadini, che ha avuto un'infanzia piuttosto delicata, piuttosto sofferente, perché è rimasta orfana molto presto. Il papà è morto al termine della Prima Guerra Mondiale, cioè l'ha perso 2 volte, perché l'ha perso che era giovanissimo, che è andato in guerra, ma quando è tornato gli è morto. La mamma si è appoggiata a un'altra persona, si è risposata. Dal primo matrimonio e dal secondo ha avuto 9 figli. Essendo Pierina la più giovane, la primogenita, ha avuto il papà che chiedeva molto da lei, insomma ha dovuto darsi da fare per la famiglia e non ha potuto studiare. L'evento che ha cambiato la vita di Pierina avviene nel 1944, quando per lei iniziano le rivelazioni private. A lei si deve tutto questo e soprattutto a lei si deve il culto di Maria Rosa Mistica e Madre della Chiesa che proprio qui a Montichiari ha avuto inizio. Questo fenomeno, che tecnicamente la Chiesa chiama apparizioni mariane, è stato oggetto di numerose inchieste e controinchieste da parte della diocesi, finché poco tempo fa il vescovo di Brescia, grazie al lavoro di una commissione, ha deciso in qualche modo di riaprire il caso delle fontanelle e far diventare questo luogo un santuario diocesano. In realtà Fontanelle, la località Fontanelle, è stata riconosciuta come luogo in cui istituire un santuario diocesano. Questa è l'indicazione che noi abbiamo ricevuto dalla Congregazione per il Clero, dietro nostra richiesta, e rispetto a ciò che dunque si è vissuto sinora, che cosa cambia? Cambia la forma del riconoscimento e il rapporto con la diocesi. Che una località venga definita santuario diocesano significa che il vescovo se ne fa carico direttamente e tutto ciò che lì avverrà nella forma della preghiera, della celebrazione dei sacramenti, dell'accompagnamento spirituale delle persone, dovrà in qualche modo essere ricondotto a quella che è la nostra azione diocesana di Chiesa. Pierina Gilli nasce nel 1911. Questa sua esperienza, direi assolutamente singolare, comincia nel 1946 e poi prosegue. Poi nel 91 Pierina muore. Noi abbiamo assistito, anche qui io ho preso atto di questo, ad un fenomeno che veramente lascia stupiti, cioè questa diciamo devozione per Maria Rosa Mistica, Madre della Chiesa, che fa riferimento alla località di Fontanelle, è diffusissima nel mondo. Noi abbiamo moltissime persone che negli anni si sono recati a Fontanelle e continuano a recarsi, provengono dai 5 continenti. Attenzione, ci troviamo di fronte ad un riconoscimento importante